Questa cosa io non la sapevo. Ovvero è che tu hai interpretato insieme a Renzo Arbore e all'orchestra italiana la celebrissima canzone Cocorito. Ho fatto tante cose, continuo a fare tante Mm, cose perché di tutto sono curioso. Il reggae è la mia musica, mm, però io mi sono occupato di funky, di soul, sì, di bello. rap. Ancora oggi, voglio dire, collaboro con ragazzi che fanno rap, soul, funky, jazz. Quindi ho affrontato l'esperienza di Renzo Arbore e l'orchestra italiana per fare un'esperienza Mm. e non mi è piaciuta per niente, Ah, cioè, no, assolutamente no, perché no. non era il mio genere, nel senso la canzone napoletana mi appartiene, ma non fatta in quel modo là. Perché Cocorito fu anche la sigla di un programma che Mm, facevo in televisione, per cui ogni settimana ritornava questa cosa e la sigla era un video che perseguita. avevamo registrato, eravamo tutti vestiti da, mi pare, da pirati, io avevo questo Sì. pappagallo sopra la spalla, finto, era una cosa che Devo consumava. dire che c'è impressa questa cosa nei miei ricordi di bambino che guardava la televisione e adesso mi hai sbloccato proprio una cosa, quindi eri tu No, quello col pappagallo. sì, è una cosa orribile, è una cosa orribile.